7:21 di questo 30 aprile 2026. Buongiorno Taranto, ultimo giorno del mese del dolce dormire. Domani 1° maggio, giorno festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Domani Taranto impegnata nella tradizionale ormai concertone dell'1 maggio Taranto, e noi naturalmente, io non sarò in onda. Festeggiamo la festa dei lavoratori e delle lavoratrici, ma l'informazione su Cittadella non mancherà, quindi mi raccomando, non abbiate timore. Ma prima di arrivare a domani pensiamo a oggi. Di che cosa parliamo qui a Buongiorno Taranto oggi? Questa mattina vi parleremo innanzitutto di giovani e imprese, restare o partire. Purtroppo la gran parte dei giovani è ancora intenzionata ad andar via, emerge da un'indagine condotta nelle scuole superiori. Ne parleremo questa mattina, ma parleremo anche di chi sceglie di restare, non solo da giovane ma anche da adulto, e quindi parleremo per esempio di chi ha deciso di reinvestire e investire sulla rinascita del territorio, come la famiglia Greco, che ha dato nuova vita agli ex cantieri Tosi. Ieri concluso il processo di piantumazione di un'alga che impedirà alle acque antistanti gli ex cantieri Tosi di far ricomparire vecchi inquinanti, e questo permetterà di dare nuova vita alle economie tradizionali del mare. Pensate alla mitilicoltura e non solo. Ma vi racconteremo tutto nel corso di questa puntata. Poi ovviamente parleremo di 1 maggio Taranto. Avremo con noi Valentina Petrini, che quest'anno è anche direttrice artistica della manifestazione, e le chiederemo che 1 maggio ci aspetta tra stasera e domani. E poi parleremo di cronaca, tanta cronaca. Partiamo dall'ultima notizia. È stato arrestato a Madrid il latitante Pietro Stabile, ex finanziere, ex militare della Guardia di Finanza, che doveva scontare altri 9 anni di carcere per estorsioni, incendi, una serie di reati. Era scomparso da circa 1 anno, è stato ritrovato appunto a Madrid dai poliziotti della squadra mobile di Taranto, gli agenti dello SCO di Roma. I dettagli naturalmente ve li daremo più tardi. Poi parleremo di Orizzonte Taranto questa sera alle 21 in onda sul canale 94 con Maristella Massari. Insomma, c'è davvero tanto oggi di cui parlare, quindi non vi muovete dai 96,5 dal canale 94 del digitale terrestre. Adesso però c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon giovedì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete, siete concisi e diretti nelle vostre comunicazioni. La pazienza potrebbe essere la chiave per ottenere ciò che desiderate senza forzare le situazioni. Toro, nella vita è importante assumersi dei rischi e prendere decisioni coraggiose. Anche se la giornata sarà intensa, affrontatela con determinazione e fiducia nelle vostre capacità. Gemelli, se cercate un cambiamento significativo nella vostra vita lavorativa o amorosa, questo è il momento ideale per agire. Superate le paure e seguite il vostro istinto. Cancro, abbracciate i cambiamenti imminenti e cercate il supporto delle persone fidate per affrontarli con coraggio e determinazione, e coltivate ogni giorno la fiducia. Leone, vivete il momento presente senza pensare troppo al futuro. Accogliete le novità nelle vostre relazioni con spirito aperto e senza remore. Vergine, evitate polemiche, soprattutto con le persone a cui tenete. Apritevi a nuove opportunità lavorative e lasciatevi sorprendere dalle 1000 possibilità che il destino ha in serbo per voi. Bilancia, siate audaci ma mantenete la calma. Le nuove coppie potrebbero godere di un periodo favorevole, mentre quelle più consolidate potrebbero essere messe alla prova dall'abitudine. Scorpione, se avete dubbi sul vostro futuro, non esitate a chiedere consiglio ad una persona di fiducia. La chiarezza mentale potrebbe essere raggiunta seguendo i suggerimenti di chi vi conosce bene. Sagittario, sarà un periodo romantico per voi, caratterizzato da tenerezza condivisa con la persona amata. Gli incontri interessanti potrebbero trasformarsi in relazioni significative, sia amorose che amichevoli. Capricorno, il vostro obiettivo principale sarà il lavoro oggi e non avrete tempo per l'amore. Sarete concentrati sui vostri obiettivi senza distrazioni esterne, e per ora è giusto e va bene così. Acquario,
Le tensioni familiari potrebbero essere difficili da affrontare e l'amore potrebbe essere trascurato a causa di progetti personali che avete avviato da tempo. Date priorità a ciò che per voi in questo momento è più importante. Pesci, potreste sentirvi più solitari oggi e trovare conforto solo in alcuni familiari. L'amore sarà in secondo piano, ma vedrete le vostre amicizie in modo più chiaro rispetto al passato. Oggi vi saluto con le parole di Fred Allen. Cambiare è difficile, non cambiare è fatale. Ciao a tutti e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya per averci raccontato anche oggi quello che dicono le stelle e questa perla di saggezza finale. Alle 7.27 noi invece tiriamo sulla nostra saracinesca e diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno che dedica l'apertura alla cronaca di Bari assediata dai clan. Bari ora ha paura. Nuovo agguato nella città vecchia, le accese in piazza non rovineranno San Nicola. Regolamento di conti tra i cipriati e gli strisciuglio, tra i capriati, scusate, cipriati è un altro. Tra capriati e gli strisciuglio un'anziana ferita alla testa, in pochi al presidio antimafia. È davvero un brutto segnale. Il fatto che la società civile non riesca a reagire anche legittimamente per paura di fronte a una situazione davvero così antica, se vogliamo, in qualche modo, immagini di una guerra tra clan che, come dire, adesso viaggiano sui social, si annunciano sui social e che ci riportano ad anni bui che credevamo insomma abbastanza lontani. E a pochi chilometri da Bari si spara ancora, ma lì purtroppo non si è mai smesso di sparare. Intanto si spara pure a Foggia, ucciso il nipote di un boss. Regolamenti di conti nella mafia foggiana, un agguato alla periferia della città. Ieri è stato ucciso Stefano Bruno, nipote del boss locale Gianfranco Bruno, uno dei gruppi legati alla famiglia Moretti, che è una di quelle, diciamo, egemoniche predominanti nella società foggiana, cioè la mafia che domina il capoluogo di Foggia. 8.000 malati ma cure per 90. Pinto della Fondazione Alzheimer, solo 3 centri diurni, famiglie ormai disperate. Si parla di sanità e di scarsi mezzi in Puglia per chi soffre di questa grave malattia. Andiamo a dare uno sguardo alla Gazzetta del Mezzogiorno che titola Il salotto vuoto, crisi Natuzzi, Puglia e Basilicata al lavoro per salvare il distretto e all'ex Silva. Altro incidente per un operaio. Si parla anche qui invece di spari a Bari Vecchia, 85enne ferita in casa e poi l'agguato a Foggia, un morto e 3 feriti. Però sulla Gazzetta si esclude per ora la pista mafiosa, si parla di una lite finita a pistolettate, quindi non un regolamento di conti ma insomma una brutta storia finita con dei colpi di pistola. Al centro della pagina sulla Gazzetta si parla anche del caso Minetti, dubbi crescono, la procura accelera. Sisto, viceministro della giustizia, ha detto non è un caso politico, ma intanto non si esclude la revoca della grazia all'ex consigliera regionale che, ricordate, era un bel po' di condanne da scontare ed era il motivo per cui aveva chiesto e ottenuto la grazia. Chiudiamo sulla Gazzetta con un pezzo a firma di Alessandra Macchitella. Taranto, piano Mattei per i beni archeologici, al Martà la formazione di esperti africani. 7.30, fermiamo qui la nostra prima parte della rassegna stampa, tra un po' tutti gli altri giornali, ora invece c'è la New Hit. E sono le 7.34, continuiamo a dare una lettura alle prime pagine dei quotidiani dopo Corriere Gazzetta. Ecco, l'edicola che apre con il buco della sanità al vaglio dei ministeri, le carte a Roma, scrive l'edicola, e poi di spalla ex Silva ferito un altro operaio. Al centro della pagina invece la guerra di Mala a Foggia, ucciso il nipote del boss, la società torna a sparare. La vittima, Stefano Bruno, era il figlio del fratello di Gianfranco, soprannominato il Primitivo, storico affiliato del clan Moretti. Della sparatoria altre 3 persone ferite e Moretti, insieme ai Sinesi Francavilla, sono una delle batterie storiche principali della società foggiana, come viene chiamata la mafia che domina il capoluogo
di Foggia. Poi diciamo in quell'area in realtà le forme di criminalità sono altre due, c'è la mafia garganica, quella dei Romito, dei Libergolis, che si trova sul promontorio garganico, appunto la cosiddetta mafia dei Montanari, e poi c'è diciamo Cerignola, che è tutta un'altra storia completamente. E andiamo a dare un'occhiata invece alla prima pagina di Quotidiano. Me ne vado dopo il diploma, giovani in fuga, resta solo il 7%. L'indagine nelle scuole superiori, in pochi pensano di rimanere, ecco le storie. Poi anche qui si parla della cronaca di Bari e di Foggia, ma al centro della pagina c'è l'ex Ilva, senza pace, altro incidente conferito, paura per un operaio ma non è grave, la FIOM troppi ritardi, ora più risorse, pezzo firmato dal collega Domenico Palmiotti. Sul Quotidiano si parla anche di viabilità e rabbia, caso in regione e Adiconsum, la città è al collasso, cantieri Perrini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, chiede un'addizione urgente. Chiudiamo con la cronaca anche a Taranto, dall'anziano disabile 184.000 euro, l'appello 4 anni all'ex brigadiere, è stato confermato in appello la condanna a 4 anni per il brigadiere Spinelli, fu arrestato per aver raggirato un anziano sottraendogli la somma di ben 184.000 euro. Ieri la sentenza di secondo grado ha confermato le responsabilità dell'uomo e anche una condanna molto più lieve nei confronti della moglie accusata di riciclaggio. Alle 7.36 noi tiriamo giù la nostra rassegna stampa e cominciamo invece i nostri approfondimenti. Cominceremo a parlare appunto di giovani, di imprese, di chi va, di chi resta, pochissimi hanno voglia di restare qui. Cerchiamo di capire chi sono e quali sono le manifestazioni che si stanno mettendo in campo per cercare di trattenere i cervelli in riva allo Ionio. A tra poco. Alle 7.50 potevamo lasciarla andare così, diciamo, fino al prossimo servizio, perché nel prossimo servizio parliamo ancora di rinascita. Questa volta lo facciamo raccontando una storia di segnali concreti, gli ex cantieri Tosi. Avete presente? Quando prendete la Taranto-Grottaglie e arrivate diciamo nei pressi del fiume Galeso, tutta quell'area che vedete intorno al ponticello che in qualche modo racconta storie vecchie di un tempo, sta per rinascere ieri è terminata l'operazione di piantumazione nei fondali delle acque antistanti di una pianta che consentirà di stabilizzare il fondale ed evitare che in futuro possano riemergere vecchi inquinanti che si sono sedimentati, e questo è un primo passo particolarmente interessante per ridare vita alle economie locali tradizionali come la vitilicoltura e non solo. Ma ci racconta tutto l'impegno della famiglia Greco ancora Enzo Ferrari. Torna a vivere un pezzo di storia della città. I gloriosi cantieri navali presto torneranno in attività. L'impresa è della famiglia Greco, che ha deciso di rilanciare la cantieristica navale recuperando gli storici cantieri Tosi, che hanno segnato pagine straordinarie della vita economica e produttiva di Taranto. Diamo al territorio e a Taranto un cantiere storico, quindi facciamo sì che questo possa avvenire, e oggi è l'ultimo giorno di completamento del progetto Anteopera, che in collaborazione con i tecnici del gruppo Jolly e con i tecnici del comune e della provincia e della regione sono riusciti dopo 4 anni ad arrivare a questo compimento che non era scontato. L'intervento si caratterizza per il particolare valore ambientale. Grazie all'impegno dell'associazione Mare per Sempre sono stati ripuliti i fondali delle acque del Mar Piccolo sulle quali si affacciano i cantieri, e si è concluso il progetto di trapianto pilota della Cimodocea marina, una pianta acquatica che ha un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino. L'investimento dal punto di vista ambientale appunto è il fatto di riportare una condizione più adeguatamente ossigenata del fondale a beneficio di anche le specie poi di ogni filum della catena trofica che poi vanno a colonizzare questi cimodoceti, quindi un arricchimento della biodiversità. A questa importante giornata sono intervenuti gli assessori comunali Giovanni Patronelli e Francesco Cosa. Si conclude oggi, dopo 4 anni di iter amministrativo, una procedura così lunga e importante che darà effettivamente nuova vita a questi cantieri, che porterà su Taranto una parte, come ho detto in precedenza, della cantieristica navale. Un'attenzione particolare va rivolta anche all'aspetto ambientale.
Tra le prescrizioni fatte da Comune, Provincia e Regione nell'attuazione e nella realizzazione di questo progetto c'è la piantumazione di questa alga, la cimadocia, che consentirà, attraverso la stessa, sono stati piantati 100 metri quadri di questa alga. Oggi verrà piantato l'ultimo metro quadro, consentirà di immagazzinare CO2 e di emettere in atmosfera una quantità tale di ossigeno da produrre ossigeno per 50 alberi adulti. E finalmente si dà vita a un punto che rappresenta la storia di Taranto, che ritengo sia nelle mani di persone che possono rilanciare appunto questa realtà importante che può dare tantissimo alla nostra città. Le attività del cantiere dovrebbero riprendere fra circa un anno, dopo la ristrutturazione dei capannoni che per lunghi anni hanno ospitato le lavorazioni compiute da tanti eroici operai, tutti protagonisti di quella che resta una pagina indimenticabile della storia tarantina. Verranno riqualificate tutte le banchine, verranno riqualificati i capannoni che sono comunque vincolati, per cui le facciate dovranno restare tal quali, perché parliamo di archeologia industriale. Oggi è una giornata importante perché la cantieristica navale vede un polo importante per tutta la navalmeccanica di Taranto, non solo per il discorso che Gruppo Jolly sia proprietaria, la famiglia Greco proprietaria di questo cantiere, bensì, come possiamo sapere, anche SGM fa parte di Confapi e insieme al Gruppo Jolly stanno portando su una realtà imprenditoriale e quindi una diversificazione importante per la città. E allora in bocca al lupo alla famiglia Greco, a questo nuovo progetto, a questa nuova vita dei cantieri tosi. Noi ci fermiamo per un po' di musica e pubblicità. Quando torniamo invece ce ne andiamo a raccontare l'1 maggio con Valentina Petrini, quindi mi raccomando restate con noi. Ora c'è Sabrina Carpenter. Bentrovati sui 96,5 MHz e sul canale 94 del digitale terrestre, e seconda ora che cominciamo parlando di 1 maggio Taranto e diamo il bentornato qui a Cittadella alla direttrice artistica Valentina Petrini. Buongiorno Valentina. Buongiorno a tutti, ciao Francesco. Allora, veste nuova, direttrice artistica quest'anno, di solito dico collega, amica, Valentina, adesso lo dico con un po' di rispetto, direttrice artistica dell'1 maggio Taranto, prima volta, giusto Vale? Sì Francesco, prima volta, vabbè l'età insomma che mi accomuna a te, perché non è che sei più giovane di me, insomma. No, anzi credo di essere più anziano di te. Vabbè, lasciamo perdere dettagli, dai. Ti ringrazio per questa tua gentilezza. Ma sì, è una veste nuova, una veste anche diciamo che mi pesa, perché è una grande responsabilità, non che negli anni precedenti non abbia vissuto questa responsabilità, però è una proposta che ho accolto dal comitato e che mi ha reso molto felice e orgogliosa, perché in un certo senso è un po' il segno del tempo trascorso insieme. Non ho fatto qualcosa di molto diverso rispetto alle altre volte, perché questa è una manifestazione dove tutte e tutti coloro che vi partecipano rendendola possibile si rimboccano le maniche e fanno qualsiasi cosa. Certo, quest'anno ho interpretato questo ruolo tentando di vivere questo palco come se fosse un mio programma televisivo nel quale voler mandare una visione del mondo, e quindi ho cercato di tradurre quelli che erano i punti salienti del documento politico del comitato, elaborato dal comitato, che parte da Il Restiamo Umani famosissimo di Vittorio Arrigoni, in personalità, voci della società civile che noi non tanto sentiamo nel mainstream, e quindi diciamo dobbiamo anche un po' andarcele a cercare, trovarle tutte insieme su uno stesso palco nello stesso momento. È la visione che vogliamo provare quest'anno a dare a chi ci ascolterà, a chi ci verrà a vedere in quel parco, insomma. Nella musica e nelle parole, insomma, il racconto politico del mondo che ci circonda. Cominciamo dagli ospiti, diciamo, politici. Ovviamente in tanti si sono soffermati su Francesca Albanese, ma insomma io devo dire che sono rimasto molto più colpito da Tommaso Montanari. Credo che sia un bellissimo colpo. È un bellissimo colpo, io sono felicissima che lui abbia accettato, ci avevo provato anche tempo fa,
ma per suoi impegni non c'eravamo riusciti. Quest'anno Tommaso Montanari porterà un Alexio sul palco sul rapporto tra corpo e politica, dove il corpo è non soltanto quello dei potenti ma anche quello degli ultimi, e sarà un viaggio, diciamo, in 8 slide importantissime che partirà da Mussolini e finirà dal corpo degli ultimi, dove gli ultimi in questo caso sono proprio gli operai dell'Ilva. È veramente una delle cose più importanti e di cui sono più orgogliosa. Non vedo l'ora che lui possa salire su quel palco e proporre questo contenuto. Fammi però dire che personalmente Valentina Petrini, ma credo di interpretare il sentimento del comitato e di tutti i miei fratelli, amici, direttori artistici, la cosa che ci emoziona di più quest'anno è poter accompagnare sul palco la vedova di Claudio Salamida, perché l'1 maggio Taranto ha delle radici profonde, nasce per un motivo specifico, nasce per parlare di classe operaia e per parlarne in un modo nuovo, anche per essere da pungolo diciamo soprattutto al suo mondo di appartenenza, intendo quello sindacale soprattutto, perché è chiaro ed evidente che nell'epoca in cui viviamo, nella città in cui ci troviamo, sia esplosa in maniera anche purtroppo molto violenta una questione che deve essere sul banco del sindacato, ma anche, diciamo, di una sinistra che si vuole così definire alternativa ad una destra, e cioè non può esserci diritto al lavoro senza diritto all'ambiente. E quando parliamo di morti sul lavoro, ecco, noi dobbiamo cominciare a considerare le morti per inquinamento alla pari delle altre drammatiche cause che ci sono dietro le morti di Stato. Le parole quindi anche di Maria Teresa Aprile sul palco dell'1 maggio insieme all'avvocata Ornella Tripaldi, che l'assiste in questa battaglia legale, ma anche le parole di cantautori giovani, vecchi, tra virgolette, dai Subsonica, Bruno Risassa, ma insomma artisti come Giorgio Poi, Cigno, Margherita Vicario. Insomma c'è anche come dire una line-up musicale che è davvero fortissima, sia da un punto di vista di contenuti che di musica vera e propria. Sì, assolutamente. Poi diciamo, ecco, sulla line-up musicale mi preme sempre ricordare che insomma questi sono artiste e artisti che quando scelgono un omaggio sanno benissimo dove stanno venendo e stanno benissimo perché lo stanno scegliendo quel palco, quindi a maggior ragione è, diciamo, una decisione di esserci che ci dice una cosa importantissima anche del mondo della musica, e cioè la propria voce, che magari è una voce più forte e più facilmente divulgabile rispetto ad una voce politica, deve essere al servizio della società civile. E quindi, diciamo, è emozionante ogni anno vedere amici di sempre, per esempio come Brunori, che torna, dobbiamo dire torna, e appartiene, ama la nostra città, ama le questioni che noi portiamo e come le portiamo, ad artisti più giovani, emergenti, che attireranno e che hanno attirato già l'anno scorso un pubblico sempre più giovane. Quindi insomma questo è anche una grande responsabilità, perché provare a mescolare musica e parole per un pubblico anche insomma delle generazioni più giovani, più recenti, è la responsabilità di fare per loro anche una corretta informazione, una corretta divulgazione, e darli a noi che amiamo il giornalismo, Francesco, nonostante il giornalismo sia spesso e soprattutto nonostante il giornalismo non ami più quelli come noi, diciamoci un po' la verità. Bravo, esatto, bravissimo. Ecco, ricordargli che però il giornalismo è una delle professioni più belle, più importanti che esistano al mondo, e che c'è un valore costituzionale che riguarda il giornalismo, il diritto ad essere informati, il dovere ad informare e ad essere informati. Grazie Valentina, noi naturalmente proveremo a vederci anche questa sera al soundcheck. Poi c'è, insomma, vabbè, è già sold out il DJ set di Subsonica, di Samuel di Subsonica Spazio Porto, quindi non chiamate nessuno, c'è Mimmo Battista che sta mandando messaggi a tutti, non posso fare niente, non posso fare, gli ho risposto anche: Mimmo, non ti ho chiesto niente, giuro. E allora vabbè, io gli ho detto, io vado a dormire. Esatto, l'età che avanza. Valentina, ci rivediamo questa sera
stasera magari all'ultimo Uno Parco e poi domani, insomma, con l'1 maggio Taranto. Grazie Valentina, buon lavoro. Grazie a voi. Noi ci prendiamo una pausa, quando torniamo parliamo con Maristella Massari di Orizzonte Taranto. Restate con noi. Invece Rock the Casbah, che è il vero, diciamo, forse ispiratore di questo brano fatto dai Subsonica, erano i Clash. Alle 8:27 siamo tornati in diretta, qualche minuto, per raccontarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 sul canale 94 con Orizzonte Taranto, condotto dalla nostra Maristella Massari. Buongiorno Mari. Buongiorno a te, mi fa piacere essere stata introdotta dai Clash. Hai capito? Mica pizze e fighi. Allora, raccontaci, che cosa ci aspetta questa sera su Cittadella TV? Anche se il tempo, diciamo il meteo oggi non è clemente con la provincia di Taranto, proveremo a parlare di stagione balneare e a capire, visto che ormai ragazzi ci siamo, che cosa ci attende. Soprattutto alla luce del fatto che il mare è una risorsa che porta per Taranto economia anche da quel punto di vista. Ci sono centinaia di imprese balneari, c'è la deadline, diciamo, no, della direttiva Bolkestein che pende sulle teste di queste imprese balneari. Al 2027, insomma, c'è la questione delle riassegnazioni delle concessioni. Ne parleremo questa sera con due sindaci, tra l'altro di due comuni pluribandiera blu, uno è il comune di Maruggio e l'altro è il comune di Castellaneta, e ne parleremo con il rappresentante del SIB, il sindacato balneatori di Confcommercio. Cercheremo un po' di fare il punto sulla stagione che ufficialmente comincerà il 23 maggio e poi terminerà insomma a settembre inoltrato. Il punto è capire, immagino, anche a che punto sono i comuni, proprio perché noi abbiamo avuto diversi casi in questa provincia, da Castellaneta a Ginosa, sono, diciamo, quelli che hanno fatto un po' più battaglia rispetto alla riconcessione, o meglio, diciamo, dalla pubblicazione del bando di gara per la ristrutturazione e rivalutazione dei lidi e quindi delle nuove concessioni. Taranto sembrava all'avanguardia, poi qualcosa si è inceppato strada facendo. Ed è proprio uno dei punti che tratteremo, cioè cercheremo di capire perché alcuni comuni, tipo ad esempio quello del sindaco di Castellaneta Gianni Di Pippa, hanno scelto già di farsi parte attiva rispetto all'applicazione della direttiva, e altri invece attendono di capire che cosa accadrà, e questo per esempio è il caso proprio del comune di Maruggio. È un tema questo della direttiva Bolkestein, che prevede, facciamola un po' facile, che prevede la riassegnazione delle concessioni balneari, ma non è l'unico tema che tratteremo, perché cercheremo anche di capire se è ancora, un vantaggio competitivo per le imprese balneari fare appunto turismo balneare, oppure se tra costi di energia aumentati e altre spese, insomma, per la gestione di questi stabilimenti, e soprattutto la mancanza di manodopera. Certo. Perché questo è un tema molto importante, non si riesce a trovare manodopera stagionale per garantire i servizi essenziali. Per esempio, uno di questi è quello dei bagnini, no? Il salvamento a mare è obbligatorio per chi ha uno stabilimento balneare. Allora come si fa? Come si fa? Magari glielo chiediamo, se possiamo, anche al tipo dei balneari, che ogni tanto, diciamo, qualche ragazzo, qualche ragazza è stato un attimo sfruttato, quindi alla fine c'è, capito, uno dice: ma andare là, essere massacrato, ma chi me la fa fare? Poi dall'altro lato c'è chi dice: ma queste sono le cose con cui ci si fa le ossa sul lavoro, però le imprese ci guadagnano, è un casino senza fine. Però insomma Maristella saprà mettere ordine in tutto questo. L'appuntamento è per questa sera alle 21 su Cittadella TV. Grazie Maristella, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.
Noi ci fermiamo per un po' di musica, quando torniamo vi raccontiamo le ultime di cronaca. Un latitante arrestato, un ex finanziere, un ex carabiniere condannato in appello per truffa e poi un imprenditore a cui è stata confermata una pena di 4 anni per estorsione con metodo mafioso. Tutto questo tra pochissimo qui su Cittadella. Alle 8.35, giusto qualche minuto per aggiornarvi sulla cronaca che a Taranto non manca mai. Vi ricordate la storia del carabiniere Spinelli in servizio a Martina Franca, che è accusato di aver raggirato un anziano sottraendoli dal conto corrente, o meglio convincendolo a farsi trasferire sul proprio conto 184.000 euro. Era stato condannato a 4 anni in primo grado. Ieri è arrivata la sentenza di conferma in appello della pena. Dovrà adesso valutare la difesa, una volta depositate le motivazioni, se ricorrere in Cassazione oppure no. E a proposito di sentenze, ieri è arrivata anche quella nei confronti di Giulio Verdolino, l'imprenditore accusato di estorsione con metodo mafioso ai danni di un altro imprenditore tarantino. In primo grado era stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Al termine del secondo grado di giudizio, la difesa, composta dagli avvocati Andrea Silvestre e Franz Pesare, è riuscita a ottenere una leggera riduzione della pena, e quindi da 5 anni e 4 mesi si è arrivati a 4 anni e 5 mesi. L'accusa è quella di aver convinto, con dei consigli, mettiamola così, come dice tra virgolette proprio la sentenza di primo grado, un collega imprenditore a cedere un locale che interessava al figlio del boss Cesario, al figlio di Giappone, come viene chiamato in gergo, uno degli elementi di spicco della criminalità organizzata tarantina. Bastò quel nome, scrivono i giudici, per evocare, come dire, una serie di situazioni e ingenerare timore automaticamente in chi ha poi deciso di non portare avanti quella trattativa che era ormai in fase avanzata. E poi l'ultima notizia che vi diamo riguarda invece un ex finanziere, si chiama Pietro Stabile ed era condannato per una serie di vicende, tra cui il incendio, estorsione, stalking. Doveva scontare una pena di oltre 9 anni, ma era irreperibile dal 2022. I poliziotti della squadra mobile di Taranto, diretta dal vicequestore Antonio Serpico, e gli agenti dello SCO di Roma, con l'aiuto dell'Europol, sono riusciti a individuarlo a Madrid. Si era rifugiato a casa di un familiare, si spacciava con falsi documenti con un altro nome e cognome. In realtà il cerchio dei poliziotti si è chiuso in breve tempo e lo ha raggiunto. Tra un po' tornerà in Italia e dovrà tornare in carcere per scontare la pena residua che gli è rimasta. Tanta cronaca abbondante nelle ultime ore qui a Taranto. Speriamo invece che domani le cose siano un po' più tranquille. Tra un po' ci rivediamo qui con la nostra Liliana Doria. Cominciano le nostre frequenze divergenti, il nostro viaggio nel mondo dell'autismo, ma non solo. Oggi una nuova puntata, quindi mi raccomando, restate con noi. E noi ne approfittiamo per dare il bentornato alla nostra Liliana Doria. Buongiorno a tutti. Allora Liliana, oggi siamo solo tu e io, per fortuna, e parliamo di autismo. Oggi ce la siamo presi di pausa per fare una piccola parentesi, e cioè provare a raccontare come la scienza in qualche modo sia in grado di contrastare una serie di pregiudizi sull'autismo, sulle neurodivergenze. Cercheremo di farlo come sempre a modo nostro, in modo semplice, in modo chiaro. Insomma, cominciamo. Buongiorno a tutti. Allora, caro Francesco, del mondo dell'autismo ci sono leggende vere e proprie, l'abbiamo già affrontato diversi mesi fa. Diciamo che oggi, a chiusura del mese dedicato all'autismo, che è aprile, volevo personalmente dedicarmi e dedicare alla rubrica Frequenze Divergenti delle analisi un po' più peculiari. Il mondo dell'autismo è fatto di tante leggende. Quella più consueta è legata ai neuroni specchio, piuttosto che le leggende legate all'attaccamento distopico alla figura della mamma e quant'altro. In realtà sono 3 le macro aree che a livello clinico noi riteniamo essere caratteristiche dell'autismo, ok? La prima è quella della teoria della mente,
Ovvero, qual è la teoria della mente? Una teoria che in Italia è arrivata relativamente di recente, in realtà in America se ne parla ormai da quasi 20 anni. Cosa ci dice la teoria della mente? La teoria della mente fa parte di ogni essere umano, diciamo che ha una caratteristica singolare nella neurodivergenza riconducibile allo spettro autistico. La teoria della mente è quella teoria che ci spiega come noi riusciamo a mentalizzare i pensieri, gli stati d'animo dell'altra persona. Ti faccio un esempio. Noi ci conosciamo da diverso tempo, io entro, ti guardo e vedo in base alle tue espressioni, caro Francesco, se è una giornata in cui tu sei un po' più agitato, un po' più nervoso, felice. Certo, chiaro. Quello è l'aspetto della mia parte dell'intelligenza riconducibile alla teoria della mente, che mi fa dedurre i vissuti dell'altro. Bene, questo è un aspetto tecnico-scientifico che per esempio nel mondo dell'autismo viene a mancare, non perché non si possiede, perché oggettivamente non si apre negli stadi evolutivi di una neurodivergenza di questo tipo. Questo ha offuscato quella che è la leggenda legata ai neuroni specchio. Cioè, tanto tempo fa, siccome la teoria della mente non si conosceva davvero, soprattutto nella comunità scientifica italiana ed europea, parlo di 20 anni fa, 15 anni fa, allora si riteneva che fossero i neuroni specchio deficitari nella neurodivergenza riconducibile all'autismo. Cosa sono i neuroni specchio? Sono quei neuroni che ci aiutano a creare, a copiare. Ok, chiaro. Cioè io vedo una emulare, diciamo. Emulare. Io sono cresciuta con una nonna che cucinava bene il ragù. Da adulta, verosimilmente è più probabile che io sappia cucinare bene il ragù rispetto a una coetanea che non l'ha mai visto fare. Io avevo un papà che era autista dell'AMAT, quindi oltre, diciamo, a riprodurre, diciamo, a volte con lo sgabello, sai, il cestino della frutta, esatto, il pullman, così guidavo. In realtà ho imparato da lui, che all'epoca guidava in maniera molto serena, tranquilla, piano piano. Ho imparato a essere uno sereno alla guida. Adesso non so che cazzo gli ha preso, diciamo, a una certa, però poi, diciamo, adesso è impazzito, corre, diciamo, passa avanti a tutti, però vabbè, niente, comunque andiamo avanti. I neuroni di specchio servono a questo. Allora, tempo fa si riteneva che fosse deficitario questo aspetto, in realtà è stato smentito, per fortuna. Perché? Perché in realtà poi gran parte dell'apprendimento di una persona autistica, del riconoscibile spettro autistico, è legato al coping, quindi in realtà le persone autistiche tendono a copiare molto bene, a riprodurre dei comportamenti, quindi smentisce la teoria che non possiedono, non hanno sviluppato i neuroni di specchio, ma conferma invece questa seconda teoria, che è assolutamente più riconducibile, studiata e aderente, il fatto che non posseggano in forma spontanea la teoria della mente. L'altro aspetto è invece il masking. Ok, vedremo altre due teorie più tardi. Masking mi ricorda qualcosa di qualche sera fa. Esatto, il masking per deduzione. Esatto. La mimetizzazione è la diciamo capacità di mascherare, di mimetizzarsi, no? Che bisogno c'è di mascherare? Lo vedremo tra pochissimo. Sono le 8:46. Noi facciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo con la nostra Liliana Doria. Tra poco. Another One Bite the Dust, i Queen, il titolo forse più bistrattato della storia della musica. Another One Bite the Dust. Come lo pronunciavi tu, Liliana? Another One Bite the Dust. Cioè tu... È come One Away di la sigla Creek, di Dawson Creek, sì. Che vuoi, Chomsky, poveretto, aveva ragione. E che ci vuoi fare? E allora, diciamo, dopo questo rewind torniamo in diretta. Stiamo parlando questa mattina qui a Frequenze Divergenti con la nostra Liliana Doria di autismo e scienza, e soprattutto di capacità di smontare i pregiudizi attraverso, diciamo, una serie di dati scientifici. Dove eravamo rimasti, Liliana? Eravamo alle tre teorie. Abbiamo citato il masking prima, arriveremo a spiegare come mai io amo non citarlo nel mondo dell'autismo, per quanto sia molto frequente. Mi piace soffermarmi sulla teoria di coerenza centrale. Perché? Perché è una cosa invece che noi tecnici, insegnanti, l'area clinica, ma un po' tutti, in realtà abbiamo molto a che fare con questo aspetto quando ci confrontiamo con una persona dello spettro autistico. Perché? Perché è quella famosa teoria che spiega come mai una persona autistica non pensa per insieme, ma pensa
differenza per singolo elemento, che è proprio detta semplicissima. Chiaro. Da un'altra parte del mondo uno scienziato sta morendo dopo questa però è utile. Ci dispiace. È importante anche che sia chiaro a tutti, ovvero, vi faccio un esempio, quando lavoriamo, ci interfacciamo, colloquiamo, insomma progettiamo una persona autistica o anche un intervento o una collaborazione, loro lavorano e ragionano per compartimenti stagni, quindi non vedono del bosco, della foresta tutti gli alberi, loro vedono ogni singolo albero, che teoricamente lavorandoci insieme fanno una foresta, ma per loro esiste esclusivamente o singolarmente l'1 più 1 più 1 più 1, l'albero. Noi vediamo la foresta. Per intenderci. E poi il deficit delle funzioni esecutive. E il deficit delle funzioni esecutive è quella teoria che anche questa regolarmente noi riscontriamo anche con simpatia e piacere. Interessa la parte frontale, la corteccia frontale della nostra testa, ok? E praticamente qua, quindi la neurodivergenza crea delle difficoltà proprio in quell'area, generando di risposta una rigidità di pensiero. Cioè è proprio una conseguenza fisica? Biochimica. Assolutamente. C'è una neurodivergenza, ricordiamo, no Francesco? Ci abbiamo già detto abbondantemente, però è importante ricordarla. È una modifica dell'aspetto biochimico e biologico del nostro cervello. Uno psichiatra tanti anni fa mi disse: Liliana, un cervello neurodiverso con neurodiversità è identico a uno normotipico, solo che quello normotipico è fatto di farina 00, quello neurodivergente è integrale, ok? Quindi apparentemente sono simili, ma nella sostanza e nella composizione e nelle fibre poi cambiano sostanzialmente delle caratteristiche, che poi nel risultato possono essere, in base alle aree del cervello intaccate o interessate, meglio dire, possono essere DSA, ADHD o autismo. O plus dotazione, poi lo vedremo nelle prossime puntate. In realtà che il mondo delle neurodivergenze poi è talmente ampio che, come dice una famosa scienziata, Fate, collassa in essere e in esso. Non l'ho capita questa, diciamo, ma è troppo avanti per me. Che pesa su se stesso. Che pesa in se stesso. Ok, adesso sì, ci sono arrivato. Grazie per l'immagine, diciamo. Ti volevo chiedere, a tutto questo, quanto tempo fa ci siamo arrivati come genere umano? Cioè a queste scoperte, queste 3 teorie? Sono relativamente molto recenti. La teoria della mente, io la prima volta che ho sentito parlare di teoria della mente è stato nel 2016 in America. In un mio percorso formativo e lavorativo, la prima volta che io ho sentito personalmente parlare di teoria della mente del mondo dell'autismo è il 2016. Certamente, insomma, non ero la prima a entrarvi a contatto, ma sicuramente si tratta del primo decennio del 2000, insomma, che è arrivata a noi più comuni mortali. Magari gli scienziati ci lavorano dai inizi anni del 2000, ma poi la teoria della mente vera e propria in Italia, a livello proprio di formativo e performativo, si è scoperta, insomma, negli ultimi, metto così, 15 anni, 10-15 anni, perché voglio essere generosa. No, sai perché lo dico? Perché penso a quando io ero ragazzino, che è ben più, diciamo, di 15 anni prima, e quindi c'erano tutte queste 1000 teorie strane, per cui è vero. A volte non lo capivi, a volte era timidezza, altre volte era quello è handicappato, capito? Perché poi era tutto in qualche modo così. Perché ci siamo arrivati così tardi? Ci siamo arrivati così tardi perché ogni disturbo si evolve in base all'evoluzione umana, e quindi si cresce insieme all'uomo e la sua evoluzione. Quindi le caratteristiche alla Rain Man degli anni 80 pensavo esattamente a quello, Rain Man, il film con Tom Cruise, cioè prima, quando noi ci interfacciavamo, cioè 20 anni fa, 25 anni fa, con un disturbo spettro-autistico severo, noi avevamo più probabilità di vedere quegli aspetti. Ma perché? Perché l'uomo aveva anche quella quella conformazione. Poi noi ci evolviamo
evolviamo in base agli stili di vita che facciamo, quello che mangiamo, nell'ambiente in cui viviamo, e anche le patologie, i disturbi di ogni tipo, ma questo penso che un medico ce lo direbbe anche dei tumori, purtroppo, esatto. no? Piuttosto che delle malattie neurodegenerative, anche delle allergie, delle malattie metaboliche, esatto. Per esempio anche. Io le chiamo allergie, le malattie metaboliche. No, quelle sono proprio antiimmuni, però io penso che il diabete Ti devo fare una domanda, però non so se riusciremo a rispondere, perché sono le 9, siamo già in ritardissimo. C'è appena scritto qualcuno, dice: Liliana, ma è vero che ognuno di noi ha un po' di neurodivergenza? Allora, questa cosa in realtà è in fase di studio. Devi rispondere in un flash perché sono le 9. Verosimilmente non ci sono ricerche scientifiche che ora lo attestino definitivamente. Ma sarà magari un argomento con cui torneremo a parlare anche settimana prossima, o insomma nelle prossime puntate, quindi rimanete collegati sempre con 96.5, con il canale 94 e con la nostra Liliana Doria, le nostre frequenze divergenze. Grazie Lili. A voi sempre. Noi ci vediamo lunedì dalle 7 alle 9 con Buongiorno Taranto. Vi ricordo gli appuntamenti di oggi alle 14 col TG sul canale 94, questa sera alle 21 con Orizzonte Taranto, e poi non dimenticate di mandare le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadelatv.it oppure tramite WhatsApp al 339 680 6868. Grazie a Gisberto Nicoletti, grazie a Michael Schino, buon 1° maggio a tutti e tutte.